Giovani, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, ma tanto già lo sai perché stiamo andando a gonfie vele verso gli 8005, grazie veramente tanto. Detto questo, in descrizione trovate il gruppo Telegram, anche quello è gratis, se volete vi potete abbonare al canale per supportarlo. Detto questo, andiamo subito per parlare proprio di Victor Osimhen, visto che nel video delle ore 15 vi avevo già annunciato qualcosina proprio di Victor Osimhen. Sì, perché il buon Victor Osimhen, e questa è una cosa che deve far riflettere molto, è rimasto incredulo. Perché è rimasto incredulo Victor Osimhen? Perché il signorino Victor Osimhen, tu guarda un po' com'è strana la vita, è voluto farsi mettere la clausola rescissoria perché pensava di avere un grandissimo mercato, ma vabbè, tralasciando questo. Allora, il buon Victor Osimhen non si aspettava la convocazione per il secondo ritiro estivo, ovvero quello di Castel di Sangro, quello che sta facendo attualmente il Napoli, dove sono arrivati i famosi big Kvara, Di Lorenzo, Lobotka, Foloruscio, tutti quanti praticamente, no? Buongiorno, tutti quanti, sono arrivati tutti. E in questo gruppo c'è anche Victor Osimhen che si sta continuando ad allenare a parte, per scoprire quale sarà il suo futuro. Bene, il suo futuro praticamente sarà lontano da Parigi secondo me, e ora vi va a dire anche il perché, anzi vi cito la fonte che è di Fabrizio Romano che dice testuali parole: tra Napoli e il Paris Saint-Germain la trattativa per Victor Osimhen non riesce a trovare un punto d'incontro. De Laurentiis sarebbe pur disposto ad abbassare le pretese per la clausola di 130 milioni, ma è ben evidente che la proposta avanzata dalla società parigina non soddisfi quella azzurra. Intanto il club di Al-Khelaifi non bada a spese, sarebbe molto vicino all'accordo con il Benfica per João Neves. Alla società portoghese andrebbero 70 milioni più il cartellino di Renato Sanchez. Il Paris Saint-Germain solo per Osimhen non ha i soldi. Neves è stato pagato 70 milioni più Renato Sanchez. Questa è una cosa che deve far riflettere, perché significa che questi allora veramente non volevano Victor Osimhen, ma volevano solo Kvara, che tutti quanti ora faranno l'assalto a Kvara di qua e di là. No. Intanto sta parlando in questo momento il buon Di Lorenzo in diretta, sta facendo la conferenza stampa, ma poi l'andremo a risentire la conferenza stampa, non vi preoccupate, anzi ne parleremo questa sera quando tornerò da lavoro, mi vado a fare un'ampia sintesi della conferenza stampa e ne riparleremo. È allucinante veramente. Noi rischiamo di non far mercato per una presunzione da tutte e due le parti, lo possiamo dire, sia da De Laurentiis, dove voleva trarre il massimo, ovvero questi 130 milioni, e da un giocatore che si pensava di essere il più forte del mondo, va bene? Ovvero Victor Osimhen. Cosa sta succedendo in queste ore? In queste ore sta succedendo che il ragazzo non voleva nemmeno partire per il ritiro del Napoli, per il secondo ritiro del Napoli, perché per lui non ne vale la pena, perché lui non si considera a questo punto un giocatore del Napoli, perché se ti stai allenando a parte da quando siamo a Di Maro e da quando siamo a Castel di Sangro, significa che tu non ti reputi un giocatore del Napoli a questo punto. La cosa che succede, che potrebbe succedere, e che potrebbe essere veramente grave, ragazzi, è quella di non riuscire a vendere Victor Osimhen, ovvero mettersi sul groppone 10 milioni a stagione più altri soldi, perché naturalmente poi andrà a spendere altri soldi, e non andando a dare un contratto a Kvara, ovvero di 5-6 milioni. Io l'ho detto, il Napoli deve partire da Lobotka e da Kvaratskhelia, non da Osimhen. Con tutto il bene che io gli posso volere a Victor, però ragazzi, Osimhen in questo guaio si è voluto mettere lui, va bene? E l'unica squadra che potrebbe permettersi attualmente Victor Osimhen è in Arabia Saudita a 50 milioni a stagione. Basta, queste sono, ragazzi. Queste sono. Quando io sento parlare il mercato del Napoli ad oggi è fallimentare, ma ragazzi, il Napoli è andato a prendere Buongiorno, 40 milioni. È riuscito a prendere Spinazzola
a zero, quindi pagandogli solo le commissioni e il contratto. Si è preso Rafa Marin, che potenzialmente potrebbe essere un signor colpo e la futura rivendita ti potrebbe far intascare veramente tanti soldi. Ma ragazzi, cosa vi aspettate? Se il Napoli non riesce a vendere vari giocatori, oggi Østigard dovrebbe firmare per il Rennes, dovrebbero iniziare l'accordo con il Rennes sulla base di 7-8 milioni. Oggi Lindstrom ha firmato per l'Everton, quando tutti mi dicevate Napolis, ma non è vero, non va via, Lindstrom rimane a Napoli, tu dici stronzate. Ennesima dimostrazione che quando vi dico delle cose è perché ci sono delle conferme sotto, ci sono delle fonti attendibili e non i magazzinieri che mi vengono a dire ma io ho sentito dire di qua. No, perché noi citiamo sempre le fonti su questo canale, ragazzi, lo sapete che noi citiamo le fonti e quindi praticamente vi ho detto tutto. Perché io vi dissi Hermoso era un possibile colpo di mercato, ma il buon Conte ha preso da parte Nathan e ha visto che ci si può lavorare con Nathan, e quindi Nathan è rientrato negli schemi della SSC Napoli o nei parametri di Antonio Conte. A questo punto il Napoli non va a spendere 4,5 milioni a stagione per Hermoso, mi tengo Nathan e lo valorizzo. Østigard andrà a Rennes, l'unica cosa è da vedere è Juan Jesus. Juan Jesus rimarrà a Napoli? A questo punto io mi auguro di no, però a questo punto, visto che siamo oggi al 26 di luglio, Juan Jesus potrebbe rimanere tranquillamente a Napoli. Abbiamo un'uscita anche Gaetano, e Gaetano potrebbe andare via. Cajuste si sta parlando della Fiorentina in queste ore. È tutto così, ragazzi. Attualmente il mercato è bloccato perché non possiamo comprare se prima non vendiamo diversi giocatori. Quando io sento dire ma Lukaku, ragazzi, se Conte ha richiesto Lukaku alla società, e attenzione perché a questo punto, se più andiamo avanti, c'è il rischio veramente che Osimhen rimanga a Napoli e Lukaku non venga preso, perché a questo punto come fai a mettere in rosa due giocatori, uno che ne guadagna 10 e uno che ne guadagna 6, ne vuole 7 di milioni? Come fai? Non lo puoi fare. Quando io vi dissi potrebbe arrivare anche Lukaku al Napoli insieme ad Osimhen, si parla di uno arriva, stanno insieme una settimana e quell'altro esce, quell'altro verrà venduto. Questa cosa non si sta concretizzando, il Napoli si guarda intorno. Cosa possiamo fare? Vendiamo Østigard, diamo in prestito più eventuale riscatto a 22 milioni. Intanto ci togliamo il peso dello stipendio di Lindstrom, intanto ce lo togliamo, che se non sbaglio erano 2 milioni e mezzo, 3 milioni, mo di preciso non mi ricordo. Gaetano, ragazzi, Gaetano ti va bene? No, vai al Cagliari. Cajuste c'è la Fiorentina, ma è solo si parla di Fiorentina. Attualmente c'è solo la Fiorentina sul giocatore. Bene, le vediamo anche lui. Il mercato è bloccato, e io mi auguro che si possa sbloccare. Ma se Victor Osimhen non si reputa a questo punto un giocatore del Napoli, caro Victor, la porta è quella, levati dai coglioni, porta una squadra che ci dà questi soldi, e se no, fossi nel Napoli, c'è quella squadra araba, l'Al-Ahly, come cavolo si chiama, me la paghi la clausola? Sì, il giocatore piglia e vaffanculo. Ragazzi, bisogna iniziare a fare così. Perché bisogna iniziare a pensare a costruire la squadra per Antonio Conte. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Noi ci vediamo questa sera, oramai dopo lavoro, per la conferenza di Di Lorenzo. Ciao.